Credo di essere arrivato. Dovrebbe essere dietro di me. Vado subito così, non dico di corsa, però più o meno, perché qua è pieno di rocce, quindi ci sto attento, ma mi pare di aver avuto conferma di quello che vedevo. Guardate questo crollo e poi quelle pietre messe in questa posizione. Sarà il nuraghe su Zippiri 2? Guardate. Allora, rocce così, crollo, queste rocce così, una sopra l'altra, impilata una sull'altra. C'è molta vegetazione qui intorno per riuscire a vedere bene, ma credo che sia una sorta di terrazzamento, un terrapieno, qualcosa di simile. Guardate che belle queste rocce, sono roccioni grandi. Questo mi pare proprio un muro, eccolo. Questo credo che sia quello che identifichi meglio il sito. Sì ragazzi, guardate quanto è grande, quanto sono grandi queste rocce, e guardate come si vede bene da qui il nuraghe su Zippiri. Sarà più il Ginepro questo? No, lo è ragazzi, lo è. Non sono sicuro al 100%, ma a me sembra una torre. Sì, perché poi ci sono più filari da questa parte. Allora, per farvi vedere qua la dimensione delle rocce, questa è la mia mano. Io, come già sapete, non sono piccolino, salto 1,82 con precisione, 1,82, e guardate quanto sono grosse queste pietre. Qua sono proprio sul bordo del precipizio, c'è un sacco di materiale di crollo, ma questo, guardate quanto è possente questa pietra con queste rocce. Ma c'è una finestra? C'è una finestrella qua in mezzo? Scusate, ma c'è l'emozione qua. C'è l'emozione della nuova scoperta. Guardate qua. Non è proprio una finestrella, come se fosse stato un crollo qua in mezzo. No, voglio fare il giro per vedere se questa costruzione continua anche nel lato est. Questo è il lato ovest. Cerco di non cadere qui. Quindi continua la serie delle costruzioni nel Sarrabus, costruzioni megalitiche, nuragiche, preistoriche. La bellezza di questo posto con queste rocce.